È un momento di festa per tutto il nostro paese, perché riaprire la chiesa è come riaprire la casa di tutti. E allora in questa occasione la statua della Beata Vergine della Comuna sarà in mezzo a noi per rallegrarci come una mamma rallegra con la sua presenza i suoi figli. Dalla piazza Cornelio si farà un corteo flambeau fino alla porta della chiesa, dove il vescovo stesso compierà il rito di riapertura della chiesa. Ecco, i lavori che sono stati fatti in chiesa riguardano soprattutto la parte alta della chiesa, sotto il soffitto, ecco, dove si sono registrati forti crepe e anche scombussolamento dei pilastri, uno in particolare. E poi si è fatto tutto un aggancio attorno in modo che la chiesa possa essere più compatta, più unita. Adesso entrando in chiesa ci sembra di entrare in una casa nuova, ecco. In effetti c'era in tutti il desiderio di poter riaprire alla nostra preghiera, alla nostra chiesa. Siamo estremamente contenti e emozionati, e l'emozione inizierà ancora quando vedremo la Madonna della Comuna entrare ad Ostiglia, ma soprattutto quando dalla piazza Cornelio la Madonna andrà verso la chiesa. Sarà un momento molto emozionante, perché ognuno di noi, ogni cittadino ostigliese, penserà alla chiesa per 2 anni e mezzo chiusa. È davvero una consolazione che mi ricorda tutto il tribolare e il girare che avevo fatto quando 2 anni fa andavo a vedere le chiese distrutte, semidistrutte, la gente che non aveva parole e sembrava quasi senza speranza. Invece di questi tempi stiamo ritornando a una speranza che non raccoglie soltanto i credenti, è una speranza che raccoglie attorno a sé tutta la città, cioè tutte le realtà importanti della vita religiosa sì, ma anche sociale e civile. L'epoca in cui viviamo non è un'epoca così facile, la crisi morde sempre, però di fronte a queste realtà, al recupero di una chiesa, cioè di un luogo dove in qualche modo tutto ciò che passa nello spirito e nella vita di ogni persona sa trovare la sua unità. Ecco, questi luoghi non sono soltanto luoghi religiosi, ma diventano il centro di una vita, e le persone che sono presenti adesso e che sono sempre presenti quando succedono queste cose ne danno testimonianza. Preghiamo umilmente il Signore perché quanti varcheranno la soglia della casa di Dio per ascoltare la parola e celebrare i divini misteri seguano con docilità la voce di Cristo che proclama: sono io la via, la verità e la vita. Impariamo dalla storia che abbiamo vissuto a essere maggiormente fratelli e sorelle, e poi riconosceremo il bisogno di venire qui. Il mio augurio e anche il mio impegno, come quello dei sacerdoti, è di ritrovare questa coscienza vera di una comunità di persone che sanno amare.